Buongiorno e benvenuti su shritalia.com, il nostro canale di informazione che abbiamo attivato da un po' di tempo e che ogni giorno dalle 12 alle 12:15 fa il punto sulle novità, gli approfondimenti in materia di lavoro. Oggi puntata dedicata alle novità dell'ultima ora e in coda le domande e le risposte che, come sapete, potete far arrivare sul nostro canale espertolavoro.com. Ma partiamo allora con le ultime novità. Premi di risultato. L'Agenzia delle Entrate ha confermato che per i premi di risultato è prevista ed è assicurato l'accesso a tutti i benefici fiscali previsti dalla legge di stabilità 2016, anche laddove vengono stipulati accordi integrativi di secondo livello o accordi territoriali già sottoscritti in anni precedenti, in modo da adattare i piani di incentivazione al verificarsi di situazioni critiche come evidentemente si sono verificate nel 2020, che li rendono di difficile realizzazione. L'Agenzia quindi ha chiarito che se vi è una modifica dei parametri di produttività, qualità o comunque redditività che vengono appunto definiti dall'azienda, è possibile accedere ai premi di risultato ed avere gli sgravi, proprio perché si tratta di una situazione eccezionale che rende necessario appunto la modifica dei parametri che altrimenti pensati all'inizio di gennaio 2020 sarebbero appunto difficilmente realizzabili. Altra novità importante, scivola la pensione ai costi aziendali. Il nuovo contratto di espansione previsto dalla legge di bilancio 2021 consente di programmare piani di esubero di personale che accede al prepensionamento con risparmi che si sono stimati intorno sino al 60% del costo del lavoro per ciascun dipendente. L'azienda ovviamente risparmia il costo del lavoro appunto del lavoratore e d'altro canto il dipendente può avere accesso ad un assegno pensionistico ben prima, fino a 5 anni prima, da quello che sarebbe la normale ordinaria scadenza. Segnaliamo poi una serie di sentenze molto importanti. La prima, la Cassazione con la sentenza 26.509 del 20 novembre 2020 ha ribadito un principio e stabilito un principio molto importante, e cioè che la tutela degli interessi collettivi della comunità di lavoro aziendale e quindi la inscindibilità della disciplina che ne deriva giustifica la possibilità di applicare nei confronti di tutti i lavoratori i contratti collettivi aziendali, anche se quei lavoratori non sono iscritti alle associazioni sindacali che li hanno firmati. Quindi il principio appunto dell'efficacia erga omnes di contratti integrativi aziendali. L'unica eccezione, rileva la Cassazione, concerne quei lavoratori che, aderendo ad un'organizzazione sindacale diversa dalle firmatarie, hanno condiviso l'esplicito dissenso dell'accordo. Quindi se non c'è un esplicito dissenso, questa è la regola, il contratto integrativo aziendale va applicato anche ai lavoratori che non fanno parte, che non sono iscritti alle associazioni sindacali che hanno firmato il contratto. Con la legge invece 4 del 15 gennaio 2021 è stata ratificata in Italia e quindi messa in esecuzione la Convenzione sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro. Si trattava della Convenzione ILO adottata a Ginevra il 21 giugno 2019. E che cosa prevede? Con la ratifica si dà piena efficacia appunto alla Convenzione al fine di contrastare i fenomeni di violenza e molestia di genere anche sui luoghi di lavoro. La fonte internazionale di legge si applica attraverso leggi, regolamenti, contratti collettivi in ciascuno Stato che aderisce appunto a tutti i settori sia privati che pubblici nell'economia formale e informale e prevede al suo interno meccanismi di ricorso e risarcimento del danno. Per quanto ci interessa, perché poi noi guardiamo sempre al mondo del lavoro, dalla ratifica della Convenzione derivano anche nuovi obblighi e adempimenti in capo ai datori di lavoro, in particolare per quanto riguarda le misure di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori e per la necessità di adottare meccanismi interni volti a contrastare la violenza e le molestie anche di genere appunto nell'ambito lavorativo. L'INAIL invece, cambiamo argomento, con avviso del 2 febbraio 2021 ha dato delle specifiche con riferimento ai servizi di comunicazione di infortunio e di malattia professionale. Dal 3 febbraio 2021, quindi da ieri, sono online i servizi di denuncia anche per i rider
per i lavoratori agili, gli studenti impiegati in attività di alternanza scuola-lavoro. Quindi quelle ipotesi di lavoratori non propriamente subordinati, diciamo così, ma per i quali è prevista comunque la copertura appunto ad opera dell'istituto assicurativo. Altra sentenza importante da segnalare è quella del Tribunale di Trento, anche perché viene da un giudice molto stimato, ed è del 21 gennaio 2021 e interviene su un argomento che ci ha visto peraltro anche coinvolti in altri casi che ci sono stati segnalati. Che cosa dice questa sentenza? Dice che è legittimo il licenziamento per giusta causa comminato a un lavoratore, in caso era in verità una lavoratrice, che durante il periodo estivo si era recata in Albania e che al rientro, dovendo svolgere il periodo di quarantena precauzionale di 14 giorni, era rimasta assente ingiustificata. Quindi invece di rientrare al lavoro il 27 agosto era rimasta assente dal lavoro per i 14 giorni di quarantena imposti dall'autorità sanitaria pubblica fino al 9 settembre. Il Tribunale ha evidenziato che la condotta di cui la lavoratrice si era resa responsabile era consistita nel porsi colpevolmente nella necessità di rimanere assente dal lavoro per 14 giorni e che tale condotta integra una giusta causa di licenziamento. Se leggete la sentenza vedrete che la lavoratrice si era difesa dicendo che quando doveva partire non era a conoscenza del fatto che avrebbe dovuto effettuare i 14 giorni di isolamento fiduciario. In verità questo non era vero, perché erano già in vigore le norme che prevedevano per coloro che rientravano dall'estero l'obbligo di isolamento, di quarantena, scusate, al rientro nel territorio italiano. E poi c'è un passaggio molto interessante in cui il giudice dice: d'altronde non si può ritenere che questo sacrificio, diciamo, richiesto alla lavoratrice di non recarsi in Albania leda il suo diritto al godimento delle ferie, perché ci troviamo in un periodo di emergenza pandemica in cui ci sono stati molti provvedimenti restrittivi anche di libertà costituzionali, direi anche più rilevanti, e quindi non è in alcun modo giustificato il comportamento appunto della lavoratrice. Altra sentenza sicuramente importante, ma che non fa che confermare un principio assodato e direi granitico, ovvero il Tribunale di Ravenna con la sentenza del 7 gennaio 2021 ha correttamente rilevato che il recesso per sopravvenuta inidoneità fisica alla mansione rientra nell'ambito dei licenziamenti di carattere oggettivo, che quindi sono vietati dalla legge, perché come sapete fino al 31 marzo 2021 vige il divieto di licenziamento per motivi oggettivi/economici. Il Tribunale cosa dice? Che il lavoratore divenuto inidoneo alla mansione diciamo, il provvedimento di licenziamento viene adottato come extrema ratio e ovviamente va valutato se sia possibile porlo in mansioni diverse. Questa valutazione quindi è una valutazione di carattere oggettivo che riguarda l'organizzazione aziendale e che appunto il datore di lavoro nello specifico avrebbe dovuto svolgere. Ma prima di tutto questo licenziamento è assolutamente vietato ovviamente dalla normativa attualmente vigente. Vi ricordo invece gli webinar della prossima settimana, che sono 3, martedì, mercoledì e giovedì. Partiamo martedì con Valentina Fabruzzo ed Enrico Cavinato che faranno una panoramica sull'attuale cassa Covid per il 2021, sulle agevolazioni, i ristori, gli aiuti alle imprese, quindi il punto completo appunto su tutte le misure di sostegno economico alle aziende. Mercoledì invece con Margherita Scudellari si parlerà di pignoramenti e cessioni del quinto e giovedì con me e Barbara Peressoni si parlerà di orari di lavoro agili, buoni pasto e in generale il lavoro nello smart work con le modalità appunto dello smart working. Passiamo ora alla seconda parte, domande e risposte. Prima domanda: nell'ipotesi di sospensione del lavoratore che non si vaccina, è possibile assumere sostituti a tempo determinato? Risposta: a nostro avviso sì, laddove ovviamente si renda necessario procedere alla copertura del posto vacante. È chiaro che poi ci si espone alla censura che sta alla base della sospensione, e cioè se la vaccinazione sia davvero necessaria quale misura per poter accedere al posto di lavoro. Qui ne abbiamo parlato lungamente la settimana scorsa. Come sapete la nostra posizione è che bisogna distinguere tra
attività in ambiente sanitario in cui il rischio da coronavirus è un rischio biologico, diciamo proprio, e attività invece al di fuori di questo ambito. Quindi la risposta ovviamente va valutata caso per caso, ma tendenzialmente sì, laddove sia possibile dimostrare appunto che il vaccino è una misura necessaria per poter lavorare. Seconda domanda. Ci sono riferimenti sull'obbligo per il datore di lavoro di dare delle mascherine FFP2 a determinate categorie di lavoratori, ad esempio i commerciali che vedono molte persone? Ci sono novità in merito, viste le indicazioni in alcuni stati europei? Risposta. Al momento da un punto di vista normativo non ci sono previsioni specifiche sulla tipologia di mascherina perché valgono ancora le regole che sono state date in ordine all'utilizzo di mascherine chirurgiche o di altro tipo. È chiaro però che se il medico competente aziendale ritiene che per determinate figure professionali, che appunto ad esempio hanno magari un contatto maggiore con persone esterne, se il medico decide che è opportuno o addirittura necessario dotare il lavoratore della mascherina FFP2, il datore di lavoro dovrà conformarsi appunto alle indicazioni del medico competente. Bene, noi siamo arrivati alla fine, vi ricordo che se avete domande, dubbi o chiarimenti potete scrivere al nostro portale espertolavoro.com, vi auguro una buona giornata e ci vediamo domani. Arrivederci.